Antonio Vergara, è stato un mese d'oro, indimenticabile per te personalmente, hai giocato in tutte e quattro le competizioni col Napoli e hai debuttato, insomma, ci racconti le emozioni sia del debutto in Coppa Italia al Maradona, con un assist bellissimo, e il debutto in Champions League. Ti racconto un po' il mio tutto, perché mi ricordo tanti anni fa quando facevo ancora il racchettapalle, mi ricordo ancora la partita Napoli-Real Madrid, che la perdemmo, Cross fece tipo gol, no Cross, Ramos fece gol di testa. La perdemmo e per me solo entrare a fare racchettapalle dall'entrata Maradona era un'emozione unica. Ora è cambiata l'entrata, ma l'emozione è sempre unica. E giocare in tutte e quattro le competizioni a me stesso di un anno fa gli avrei detto bravo, complimenti, perché non me l'aspettavo. A proposito di questo, cosa diresti al Vergara di 2 anni fa che si rompe il crociato? Di stare un po' più tranquillo, perché alla fine tutto passa. Alla fine col tempo tutto si risolve. E a proposito di giovani, ci sono 7 ragazzi cresciuti nel vivaio qui, 4 alla prima convocazione. Che consigli hai dato loro, se li stai seguendo in questi giorni? Li sto seguendo e penso siano dei giocatori validi per starci. E consigli, ti dico la verità, non mi sento ancora di darglieli perché non mi sento pronto a farlo. Però spero che se la vivano al massimo. Chi è Conte per te? Conte per me è quella figura di un vincente che ti sprona e ti sprona a sempre a dare il massimo. Lui pretende che tu dai il massimo sempre. Quello è questo per me. E in estate sei stato uno fra i migliori, in entrambi i ritiri, lo possiamo dire noi. Cosa ti ha detto in estate per dire convincimi a restare in rosa? Nulla, sono andato io lì per dimostrare e per giocarmi le mie carte, perché avendo perso già un anno per un infortunio, speravo che avessi l'opportunità per giocarmela. E in carriera hai giocato seconda punta, trequartista, ala, e poi con Conte hai giocato sia alle spalle della punta, centrodestra, centrosinistra, mezzala. Dov'è che ti senti più a tuo agio? E poi, insomma, possiamo parlare anche di te come centrocampista duttile. Sì, penso di averli fatti tutti i ruoli, letteralmente. Mi manca la prima punta, ma non penso ci arriverò a farla. Mi piacerebbe giocare, cioè, secondo il mio modo di vedere e di divertirmi, mi piace giocare tra le linee, quindi o tre quarti, mezzala, quei ruoli lì. Antonio, ti chiedo di chiudere con un giochino. Crea il tuo giocatore perfetto, seguendo lo schema che adesso ti dirò, con i tuoi compagni, giocatori con cui ti sei allenato o calciatori che hai visto nell'ultimo decennio. Iniziamo. Piede destro, De Bruyne, vai col sinistro. Messi. Colpo di testa, Ramos, velocità, velocità, Mbappé, tiro da fuori, Scott, dribbling, dribbling, David, forza fisica, forza fisica, ti dico One, visione di gioco, Iniesta, carisma e personalità, Frank, bonus, simpatia simpatia Mazzocchi. e l'ultimissimo, l'outfit, dai. All'outfit. Ti dico Pasquale che ogni tanto li sfoggia degli outfit belli. Grazie. Di nulla. Grazie.